Siamo con il presidente della Pro Loco di Cavaso del Tomba che ci racconta la storia di questa festa della benedizione. Come nasce? Buonasera a tutti, innanzitutto la festa della benedizione nasce intorno al secolo del 1600 per la benedizione degli animali, in quanto erano ovviamente mezzi di trasporto e mezzi di sostentamento dell'uomo. Col tempo, con l'età moderna, è stata trasformata nella benedizione di autoveicoli e di mezzi agricoli e ovviamente anche dell'uomo. Ed è una festa di comunità che coinvolge tanti volontari. Quanti ne avete? Volontari, ogni sera abbiamo circa 50 volontari, tra giovani e meno giovani naturalmente. È un modo anche per dare senso di integrazione al tessuto sociale di Cavaso del Tomba, in modo anche di dare un legame ai vari giovani, crea un'amicizia e soprattutto danno anche è un futuro per il ragazzo stesso. Impara a convivere, impara a essere impegnato nel sociale. E noi siamo proprio davanti alla facciata della Pieve di Cavaso e ricordiamo anche un importante anniversario. Quest'anno cade il 300esimo anniversario della riconsacrazione della chiesa del 1724-2024. A seguito del terremoto di Santa Costanza del 1605, Cavaso è stato praticamente raso al suolo. Dopo di questo la chiesa è stata appunto ricostruita. Ecco che quest'anno sono 300 anni della riconsacrazione.